Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Sciolti per infiltrazioni mafiose i consigli comunali di Limbadi e Platì, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. La stazione ferroviaria di Cosenza cambierà look, in arrivo un finanziamento da 8 milioni di euro, il prossimo passo una riutilizzazione dello scalo. La disoccupazione giovanile in Calabria raggiunge il 55,6%, emerge dai dati Eurostat. La Guardia di Finanza ha scoperto una frode fiscale da 5 milioni di euro, protagonista un imprenditore di origini calabresi che opera nel Veronese, 17 le persone arrestate. Beni per un valore di 30 milioni di euro sono stati sequestrati ad Antonio Saraco, coinvolto in un'operazione nel 2013 che portò all'arresto di 25 presunti affiliati alla cosca Gallace Gallelli. L'uomo è accusato di estorsione e intestazione fittizia di beni. Un meccanico di Petilia Policastro è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti della moglie. La donna ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. 2 coniugi sono stati arrestati dai carabinieri a Corigliano per detenzione di sostanze stupefacenti. L'auto su cui viaggiavano è incappata in un posto di blocco. I 2, alla vista dei militari, hanno buttato la droga dal finestrino. Presentata a Cosenza la 4ª edizione del Big Book Festival dedicato all'editoria per ragazzi. La manifestazione prenderà il via il 6 maggio. Buonasera dalla redazione del TG10. Dunque sono stati sciolti per mafia i comuni di Limbadi e Platì, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, salgono così a 15 in Calabria i comuni sciolti proprio per infiltrazioni mafiose. I consigli comunali di Limbadi e Platì sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri. A Limbadi, centro del Vibonese, feudo della potente Cosca Mancuso, l'accesso era stato disposto dal prefetto Guido Longo su delega del Ministro dell'Interno. La commissione si era insediata lo scorso 4 agosto. C'era tra l'altro un rapporto dei carabinieri in cui si evidenziavano frequentazioni di alcuni candidati con esponenti della criminalità locale. Oggi dunque la decisione del Consiglio dei Ministri. Finisce così l'esperienza dell'amministrazione guidata dal sindaco Pino Morello, in carica dal 2015. Quello di Limbadi è stato tra l'altro il primo comune d'Italia ad essere sciolto d'autorità nel 1983 dall'allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini. In quell'anno, fra gli eletti in Consiglio comunale, figurava fra coloro che avevano preso più voti Francesco Mancuso, patriarca e fondatore dell'omonimo clan. Anche per Platì arriva l'ennesimo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il comune era già stato commissariato nel mese di febbraio a seguito delle dimissioni di 4 consiglieri di maggioranza per motivi personali che avevano determinato il venir meno del numero minimo di componenti per l'attività amministrativa. Si era conclusa così l'esperienza amministrativa di Rosario Sergio, eletto sindaco nel 2016 di un comune più volte sciolto per mafia. Pochi giorni dopo la caduta dell'amministrazione, causata come dicevamo dalla dimissione di quasi tutto il Consiglio e l'arrivo del commissario, il prefetto ha nominato una commissione di accesso agli atti per verificare la presenza dell''ndrangheta in comune. Con Limbadi e Platì salgono a 15 in Calabria i comuni sciolti per mafia. E c'è una dichiarazione del sindaco di Limbadi, Pino Morello, che dice: noi l''ndrangheta l'abbiamo sempre combattuta con i fatti e non con le parole, non abbiamo mai affidato un appalto o un incarico senza certificato antimafia e non abbiamo mai effettuato lavori con la procedura della somma urgenza. La nostra è stata un'amministrazione adamantine, adesso ci fanno passare per mafiosi. Tutto questo è assurdo, aggiunge il sindaco, che ha annunciato che farà ricorso al TAR. Dall'ultimo caffè al bar ai fasti degli anni '80, la stazione di Vagliolise è pronta a rinascere dalle proprie ceneri. 8 milioni di euro li mette Rete Ferroviaria, che rinnova lo scalo dove arriveranno anche i presidi di sicurezza e servizi. La stazione, seppur con pochi treni, dovrebbe tornare ad essere vitale. Sentiamo Gianluca Pasqua. 7 giorni fa vi abbiamo raccontato la storia di Raffaele Carelli e dell'ultimo caffè servito al bar della stazione di Vagliolise.
Quel giorno avevamo notato i lavori eseguiti e in corso nello scalo cosentino. Ebbene, il restyling della stazione andrà avanti perché RFI ha intenzione di investire 8 milioni sulla struttura. Oltre agli interventi già visibili sugli ascensori, le pensiline, i marciapiedi, la pavimentazione, sono stati annunciati altri per il rinnovo del sistema di informazioni al pubblico con nuovi monitor e teleindicatori, l'installazione di un moderno impianto di illuminazione con lampade a LED a maggiore risparmio energetico e più ecosostenibile, la ristrutturazione dei locali destinati ai servizi igienici, il sottopassaggio e la segnaletica fissa, un impianto di videosorveglianza, i tornelli per l'accesso ai binari e la connessione Wi-Fi per i viaggiatori. Tutto questo in una stazione dove, ad oggi, si incontrano più operai che viaggiatori, complice la chiusura della Galleria Santo Marco, che probabilmente tornerà utilizzabile nel mese di maggio, e lo scarso numero di collegamenti sopravvissuti ai tagli effettuati negli ultimi anni. La rivitalizzazione dello scalo probabilmente passerà da un cambio di destinazione d'uso della stazione stessa, che da scalo ferroviario diventerà un contenitore di servizi e presidi di sicurezza. Un esempio? Il progetto che prevede la riqualificazione edilizia e il collocamento della nuova sede del Comando dei Vigili Urbani, nell'edificio che sarà dato in concessione da RFI al Comune di Cosenza, per un importo complessivo di 1.800.000 euro. Anche Croce Rossa e alcuni uffici della Questura potrebbero trovare una collocazione a Vagliolise. Insomma, se tutto andrà come previsto, tra un po' di tempo la stazione potrebbe tornare ai fasti degli anni '80 e allora sì che si potrà tornare a gustare il caffè espresso. Nuovo ospedale di Cosenza, Carlo Guccione chiede di accelerare i tempi e convocare il Consiglio Comunale proprio per stabilire il luogo dove ubicare la struttura sanitaria. L'ospedale di Cosenza è una struttura ormai vetusta, non adatta a rispondere al ruolo di hub regionale e al moltiplicarsi delle richieste di cura. Necessario il nuovo ospedale, su questo si è tutti d'accordo. Eppure, nonostante nel patto per la Calabria ci siano le risorse e dal punto di vista tecnico il confronto è stato serrato tra Municipio Abruzzo e Regione Calabria, al momento tutto è fermo. Manca solo questo atto, cioè il Consiglio Comunale di Cosenza, che l'istituzione, il deputato decide dove ubicare il sito del nuovo ospedale di Cosenza, non viene convocato. La Regione Calabria si è fatta carico di uno studio di fattibilità, ha individuato 3 siti, il Presidente della Regione si è incontrato col Sindaco, come è stato giusto, addirittura anche con la commissione competente del Comune di Cosenza. Mi pare che le questioni siano chiarite da un punto di vista tecnico. Ora io chiedo che il Sindaco convochi il Consiglio Comunale e decida dove ubicare il nuovo ospedale di Cosenza. È un'opera importante, l'Annunziata di Cosenza dovrebbe avere 705 posti letto, ne ha meno di 500 attivi perché non ha i luoghi necessari a attivare 200 posti letto per acuti previsti dalla programmazione regionale. Resta la domanda, provocazione di Carlo Guccione. La scelta del nuovo sito del nuovo ospedale, cioè la spesa di 375 milioni di euro che ci sono sul patto per la Calabria, rappresenta una vera rivoluzione. Chi giova a mantenere Cosenza in queste condizioni? E questa è la domanda che mi sono posto io. Va fatto in modo trasparente e quindi si convoca il Consiglio Comunale con l'ordine del giorno variante al piano regolatore per l'individuazione del nuovo sito. I dati Eurostat sulla disoccupazione, Calabria in testa alla classifica, drammatici i dati relativi alla disoccupazione giovanile. La Calabria è tra le 4 regioni italiane che hanno un tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media europea. I dati sono allarmanti. Questa volta è l'Eurostat a fotografare la situazione che si registra sul fronte dell'occupazione. Difficile, molto difficile per quanto riguarda la nostra regione, con un tasso del 21,6%. Nell'elenco anche Sicilia con il 21,5%, Campania con il 20,9% e Puglia con il 19,1%. Bolzano è invece il territorio che registra la percentuale migliore. Qui il tasso di disoccupazione è del 3,1%. Per la Calabria dati drammatici anche per la mancanza di lavoro tra i giovani. La fascia d'età presa in esame è quella compresa tra i 15 e i 24 anni e la percentuale di disoccupazione giovanile è del 55,6%. La buona notizia, diciamo così, è che la Calabria è passata dalla terza posizione del 2016, quando si registrava un tasso del 58,7%, alla quinta del 2017. Un
Un piccolo miglioramento, certo, ma non basta. Sono ancora tantissimi giovani che sono costretti a fare le valigie per trovare un lavoro, perché qui le chance sono poche, anzi pochissime. Da tempo le statistiche ci restituiscono l'immagine di una Calabria in affanno che non riesce a colmare il gap esistente con le altre regioni, dati che devono far riflettere i nostri amministratori, perché bisogna rimboccarsi le maniche e creare al più presto le condizioni per ridare speranza ai giovani. Da Verona a Crotone una frode fiscale da 5 milioni di euro, false fatture e regali a dipendenti comunali, 17 arresti e sequestri di beni per 12 milioni di euro. Sentiamo Gianluca Pasqua. Miliardino, fammi guardare perché non ho fatto qualcosetta. Aspetta. Io l'avevamo fatto ancora in settembre 7 euro. E poi 6,70 miliardini. Ok. E ascoltando telefonate come questa, che i finanzieri di Crotone hanno scoperto le frodi fiscali organizzate da un'associazione attiva tra Crotone e Verona. 17 persone sono state arrestate, 5 portate in carcere, 12 domiciliari. Le Fiamme Gialle hanno anche seguito un sequestro preventivo di beni per equivalente del valore di 12 milioni di euro, con 118 mezzi sequestrati e 3 società sottoposte all'amministrazione giudiziaria. L'operazione, denominata Ciclope, ha portato gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Crotone a quantificare in 5.600.000 euro la somma sottratta al fisco tra IRES, IVA ed IRAP. L'associazione a delinquere sarebbe stata costituita, promossa e organizzata da Antonio Aversa De Fazio, un imprenditore di 56 anni di Melissa, Crotone, da tempo trasferitosi a Belfiore, nel Veronese, dove ha intrapreso un'importante attività economica nel settore del commercio di inerti e dell'autotrasporto. De Fazio ha sempre mantenuto stretti legami con il territorio d'origine e si sarebbe servito del cutrese Alfredo Minervino, di 56 anni anche lui, quale promotore e organizzatore del gruppo, con compiti di reclutamento di altri componenti, ai quali affidare il compito di riciclare gli importi derivanti dalle false fatture. Ero già correnato. Eh sì, ce l'hai detto a Giovanni, almeno o va Giovanni subba, perché io stai sotto, almeno se lo manda drenato, o vai io, o ci siamo sì, non dai capito. Sì, ne abbiamo cacciamo che mi è arrivata alla fine per Giovanni mi chiede solo le cose che mancano, nella fatta che un'altra porta, che ci te, avevo regalato un'altra porta, non si preoccupa del pagamento, di cose che ne servono a te, tu cazzo, mi dice ogni minuto, mi dice. Ma tu un cazzo, non ci dici, vedi che a cara non pagare. A 2 dipendenti del comune di Cutro è stato contestato il reato di corruzione. Al fine di favorire un imprenditore locale, avevano disposto il pagamento dei lavori da questo effettuati in violazione del codice degli appalti, accettandone in cambio regalie. Sequestrate società resort, beni immobili e immobili per 30 milioni di euro. L'operazione antimafia coordinata dalla Procura di Catanzaro. Il provvedimento riguarda i beni di Antonio Saraco, già coinvolto nell'operazione Itaca Freebot. Vediamo. I finanzieri nei resort di lusso nel Catanzarese e nel Vibonese, beni per un valore di 30 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catanzaro con il supporto dello Scico di Roma. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro, l'operazione coordinata dal procuratore Nicola Gratteri e dagli aggiunti Vincenzo Luberto e Vincenzo Capomolla. I sigilli posti al patrimonio di Antonio Saraco, residente a Badolato nel Catanzarese e coinvolto nell'operazione Itaca Freebot, culminata nel luglio del 2013 con l'arresto di 25 persone ritenuti affiliati alla cosca Gallace Gallelli, operante a Guardavalle, Badolato e su tutta la fascia del Basso Ionio catanzarese. Gli accertamenti patrimoniali eseguiti dalla Polizia Economico-Finanziaria hanno consentito di ricostruire l'attività imprenditoriale dell'uomo, che è risultata sproporzionata rispetto ai redditi dichiarati. Sotto sequestro da oggi un noto complesso turistico alberghiero sito nel comune di Badolato. La struttura ricettiva, composta da un lussuoso albergo, 2 piscine, un ristorante e un campo sportivo, costruito negli anni 90, è stata ampliata nei decenni successivi, considerata meta turistica ricercata per il comfort e la modernità dei servizi. Sequestrata anche la società con sede a Roma che gestisce l'intero complesso turistico. Nel decreto eseguito dalle Fiamme Gialle, una
una lussuosa villa a Roma, un'agenzia di viaggi e un'attività alberghiera situate nella capitale che a sua volta gestiva un prestigioso villaggio turistico a Parghelia nel Vibonese. In Calabria sequestrate inoltre 5 magazzini, 3 locali commerciali, ben 28 appartamenti, 16 terreni e infine 2 società operanti nel settore edile e ricettivo, una a Cosenza, l'altra a Catanzaro. Non è la prima volta che Antonio Saraco finisce nel mirino della finanza. Era già accaduto nel 2016 quando parte dei suoi beni erano stati cautelati con un sequestro preventivo in ambito penale. Attacchi informatici, perquisito un giovane nel Cosentino, ritenuto responsabile di 273 violazioni, di cui 143 contro siti istituzionali. Si è reso responsabile di 273 attacchi informatici, 143 dei quali diretti verso siti istituzionali italiani quali la Camera dei Deputati, il Ministero della Difesa, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e l'Agenzia ANSA. Un giovane di 28 anni, esperto informatico di San Giorgio Albanese in provincia di Cosenza, dovrà rispondere del reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Come si è arrivati a individuare l'hacker? Sulle tracce di quanto comunicato dalla polizia olandese con il coordinamento di Europol, l'IEC3 si chiama il gruppo di coordinamento istituito a Europol, abbiamo come CNAIPIC di Roma, quindi come centro nazionale della polizia postale, elaborato una serie di approfondimenti e così si è arrivati praticamente ad individuare un soggetto, il nickname di un soggetto, associando poi successivamente attraverso i pagamenti che ha effettuato per l'acquisto di questo materiale su internet, sul sito appunto che poi è stato successivamente chiuso, quindi webstressor.org. Attraverso questi pagamenti si è risaliti a individuare il soggetto di 28 anni residente in provincia di Cosenza. La maggior parte degli attacchi consistevano, come spesso succede, nella realizzazione di una rete botnet, così si chiama, dove cioè l'utente che a capo di questa rete virtuale coinvolge ignari, inconsapevoli utenti, realizzando una rete attraverso i loro sistemi informatici, quindi i loro PC, facendo in modo che tutte le componenti di questa rete attraverso il malware convergessero verso un unico obiettivo, che è il sito preso di mira in quel momento. Sono stati gli uomini del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia Postale e delle Comunicazioni ad eseguire la perquisizione nei confronti del 28enne che vive in casa con i genitori. Il giovane ha precedenti di polizia. Il giovane ha precedenti per altri reati, in atto e sottoposto alla misura della libertà vigilata. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca. I carabinieri hanno arrestato a Petilia Policastro un meccanico di 43 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. I militari hanno sorpreso l'uomo dopo aver colpito ripetutamente la donna con un bastone nel corso di una lite per futili motivi. Al 43enne sono stati concessi domiciliari. Una coppia di coniugi è stata arrestata a Corigliano Calabro dai carabinieri con l'accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. I due, 48 e 44 anni, erano a bordo della propria automobile quando hanno notato a distanza un posto di blocco. Poco prima dell'alt, uno dei due coniugi ha gettato dal finestrino alcuni dei contenitori di cellofan. Le ricerche effettuate dai militari hanno consentito di recuperare i sacchetti di plastica. Così si è scoperto che contenevano mezzo chilo di marijuana. Marito e moglie sono finiti ai domiciliari. Strani e rari organismi marini sono stati trovati sulla spiaggia di Campora San Giovanni, frazione di Amantea, trascinati a riva dalle recenti mareggiate. A scorgerli è stata Anna Lepore, 54 anni, mentre passeggiava col suo cagnolino. La donna li ha fotografati inviando le foto al biologo marino Luciano Bernardo, il quale ha affermato che questa conchiglia per la sua bellezza è chiamata scarpetta di Venere.
Rubati 2 trattori all'interno di un deposito del comune di Isola Capo Rizzuto, le indagini dei carabinieri hanno consentito di ritrovare i mezzi, erano in un magazzino a Scandale. I trattori sono stati riconsegnati al municipio. A Cosenza ha presentato il B-Book Festival. Il mese di maggio, dedicato in tutta Italia alla lettura, a Cosenza inizia con il B-Book Festival, un mondo di arte e letteratura per bambini e ragazzi, che per 4 giorni, dal 6 al 9 maggio, si terrà alla Città dei Ragazzi. Un ricco programma che prevede incontri con gli autori, spettacoli, presentazioni di libri, laboratori artistici, seminari di formazione e momenti di intrattenimento. Sono soprattutto le scuole a rispondere con grandissimo entusiasmo e con grandissima partecipazione la mattina. Il pomeriggio ci sono molti incontri ed eventi aperti al pubblico, c'è una buona partecipazione, ma vogliamo migliorare su questo fronte, nel senso che vogliamo provare a coinvolgere ancora di più la città negli eventi pomeridiani. I bambini che partecipano ogni anno più o meno sono circa 4.000, 4.500, insomma stiamo parlando di numeri che ci danno grande soddisfazione. Ogni anno sono 3 giornate. Quest'anno abbiamo voluto inserire una giornata in più, la domenica, quindi si parte il 6 maggio con appunto l'inaugurazione di una mostra che ci permette anche di iniziare una collaborazione con la Fiera del Libro per Bambini di Bologna, che è la fiera a livello internazionale più importante, quindi sarà una mostra dedicata ai libri che hanno come tema l'architettura e l'arte. L'obiettivo del festival, giunto alla 4ª edizione, è quello di far nascere e consolidare il piacere della lettura tra i bambini e i ragazzi. Con iniziative di questo tipo noi diciamo agli adolescenti: gli adulti ci siamo, vi pensiamo. D'altra parte Cosenza è una città che pensa all'adolescenza, alla crescita. I musei, il contatto con gli artisti, l'osservatorio che presto sarà aperto, una città pulita, riguardano sì i temi come il turismo, il commercio, però in realtà guardano al futuro. A questi bambini di oggi consegniamo una città per la loro crescita. Questo Festival B-Book ha un'importanza incredibile. Loro hanno aperto il loro progetto con una frase importantissima di Gianni Rodari, e cioè bisogna leggere non per diventare letterati o poeti, ma per non essere schiavi. Ora questo è l'obiettivo, la finalità di ogni momento educativo. Adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. L'anticiclone tiene ancora bene sul nostro territorio. Si insidia tuttavia dall'entroterra algerino e tunisino un minimo depressionario capace di sporcare i cieli della nostra regione a partire dalla giornata di venerdì. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo velato per nubi alte stratiformi al mattino, con spazio anche da ampie schiarite. Dal pomeriggio sera nuvolosità in temporanea intensificazione a partire dal settore ionico-reggino, dove non si escludono deboli piovaschi. Temperatura stazionaria. Passiamo ora ai mari e venti. Domani venti che andranno a disporsi dai quadranti orientali un po' ovunque, con mare poco mosso il Tirreno e lo Ionio centrale, tendente a mosso il settore ionico-reggino. Calmo il golfo di Corigliano per venti deboli di direzione variabile. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. E grazie per aver seguito il nostro TG, buon proseguimento di serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.